Il latte dolce supera di misura anche i parietà dell'Alghero e si conferma la regina assoluta del campionato regionale giovanissimi. Gli invincibili sassaresi di Mino Soggiu vincono anche quando non c'è bisogno, contro i fuori classifica catalani, infilando la 17ª perla di una stagione memorabile. Cambiano gli attori ma il risultato non cambia. I talenti di Via Leoncavallo sono uno spettacolo nel possesso palla e nella capacità di andare al tiro con diversi giocatori. Sassaresi in campo con Carboni, Chessa, Orune, Mura, Poddighe, Gammella, Asara, Salaris, Cocu, Virdis e Dore. A disposizione Dedola, Marras, Ravot, Giorgini, Cadeddu, Arca e Iacomelli. L'Alghero privo di Mister Cosso è guidato dal vice Daniele Simbula e si schiera con Puledda, Piu, Urgias, Martori, Destro, Ceconello, Secchi, Polo, Campagna, Gobbano e Del Regno. A disposizione Busi e Ninnidi. Dirige Castaldi di Sassari, bella la cornice di pubblico, giornata soleggiata, freddo pungente. Locali in maglia bianco-azzurra, ospiti in casacca a strisce gialle e rosse. La capolista fa vedere subito un saggio delle sue qualità. L'azione in verticale è fermata soltanto dalla segnalazione di fuorigioco. Virdis è uno dei tanti con i piedi buoni e manda un primo segnale al portiere ospite. Asara non è da meno e dopo essersi liberato dalla marcatura scalda le mani a Puledda che si salva con l'aiuto della traversa. L'Alghero non si fa intimorire dal valore della prima in classifica e si affaccia dalle parti del promettente Carboni. Sugli sviluppi di una rimessa laterale l'arbitro punisce una trattenuta in aria, vibranti proteste dei padroni di casa. Dal dischetto trasforma Campagna, 1-0 per i giallorossi. Il latte dolce reagisce e prova a scardinare la retroguardia algherese con gli inserimenti dei centrocampisti. La conclusione finale viene parata facilmente. I ragazzi di Soggiu giocano due tocchi ed entrano con una facilità disarmante, ma l'appuntamento con il gol è rinviato. L'Alghero rischia addirittura di portarsi sul 2-0, ma l'uscita di Carboni evita il peggio. Il pareggio sassarese nasce in circostanze analoghe al gol ospite. Corpo a corpo in aria, la signorina Castaldi assegna la massima punizione. Dagli 11 metri Dore raddrizza il punteggio. La capolista non si accontenta, impegna severamente Puledda con un altro diagonale dentro l'area. I locali concedono spazio alle ripartenze avversarie e Polo si invola verso la porta, non concretizzando una ghiotta opportunità. Guai però a lasciare campo aperto alla capolista, che infatti colpisce con Virdis, che anticipa il portiere in uscita e porta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo Carboni e Soci guadagnano metri e l'Alghero è costretto a rintanarsi nella propria metà campo. La rasoiata di Cadeddu esce di poco alla sinistra dell'estremo difensore catalano. Soggiu fa entrare forze fresche e su calcio d'angolo, dalla destra, la traversa salva ancora Puledda sul colpo di testa sotto misura. Simbula è costretto ai cambi forzati, con poche alternative. Gli attacchi del latte dolce si fanno sempre più insistenti, i catalani non riescono ad uscire dall'aria. Ci vogliono i migliori riflessi di Puledda per sventare un'altra deviazione pericolosa. Tambureggiante l'azione successiva, con la palla che danza nei pressi dell'area piccola, senza entrare in rete. Ancora Cadeddu in evidenza poco dopo, Puledda abbassa la saracinesca. Il bravo portiere giallorosso però non può farci nulla qualche minuto dopo, quando Dore lascia partire un tiro a mezza altezza che gonfia la rete ospite. 3-1 è il risultato al sicuro. Ma la partita si riapre subito dopo, quando Gobbano coglie impreparata la difesa sassarese e accorcia le distanze con un diagonale di sinistro. Non c'è più tempo per la rimonta, finisce 3-2 per la capolista, successo meritato più di quanto non dica il punteggio.